Daydreamer, anticipazione episodio 74. Jeanne viene arrestato, Sanem disperata. In questa puntata Jeanne si scontra duramente con Fabry. Durante il loro incontro, Jeanne, pur di riprendersi le quote della sua azienda, è disposta a versare qualunque cifra, ma Fabry accetta in cambio solo il profumo di Sanem. Jeanne gli comunica che Sanem è la sua fidanzata, la donna che sposerà, e non gli darà mai il suo profumo. Fabry allora lo provoca e Jeanne gli sferra impulsivamente un pugno. Fabry gli dice chiaramente che pagherà per questo. Mentre Jeanne se ne va, Fabry viene soccorso da Eileen d'accordo con lui per indurre Jeanne a reagire. Tornata in agenzia, Jeanne riferisce l'accaduto. Sanem vorrebbe concedere il suo profumo a Fabry per risolvere la situazione, ma Jeanne è irremovibile, a costo di annullare l'accordo per il nuovo lavoro. A un certo punto si presenta la polizia che cerca Jean Divitt, in quanto c'è una denuncia a suo carico. Deve seguirli. La denuncia è stata chiaramente presentata da Fabry. Al commissariato, insieme all'avvocato, si rendono conto che la situazione è più grave di quel che si pensasse. Sanem vuole vedere Jeanne e Mireille ripete che la colpa è sua per via delle scorrettezze costruite con Aline. Allora le telefona, ma lei finge di essere all'oscuro di tutto e Mireille le dice comunque che non sono più soci. Sanem riesce a vedere Jeanne dietro le sbarre, piange disperata e Jeanne non vuole. Le dice che questo la rende triste. Sanem si ritiene responsabile di quanto accaduto. Prima di lasciarsi, i due si dichiarano nuovamente il loro amore. Sanem esce ed Mireille le chiede come stia il fratello. Lei risponde che Jeanne è più forte di tutti loro e che vuole che tornino in agenzia a lavorare. Al quartiere intanto cominciano a girare le notizie sul fermo di Jeanne. Sebreget lo viene a sapere ed è alquanto soddisfatto della cosa. Mekhibe telefona a Sanem e le chiede cosa sia accaduto. Lei risponde che sta lavorando e che le spiegherà tutto al suo ritorno a casa. Poi JJ le si avvicina e parlano un po'. Si dicono che Fabry sembrava così educato e invece si è rivelato una pessima persona. Sanem è intenzionata a dare il suo profumo all'italiano, ma JJ glielo sconsiglia. La consola e le dice che andrà tutto bene, in qualche modo sistemeranno la situazione. Nihat, per via delle tensioni con Mekhibe, non torna a casa, anzi si sta trasferendo in drogheria. Intanto Jean viene trattenuto per una notte al commissariato. Sanem si sfoga e si confronta con Leila, Osman e Ayan. Continua a essere affranta riguardo al fatto che tutti la ritengono responsabile della situazione. Intanto Mireille si sente con la madre e le spiega dell'accaduto, sminuendo il tutto affermando che la stampa sta esagerando. Poi le dice pure di Sanem, con la quale Jeanne sta facendo davvero sul serio. Jeanne intanto, rinchiuso in cella, ripensa ai momenti con Sanem e anche lei fa lo stesso. L'indomani Sanem telefona a Fabry e decidono di incontrarsi, ma non in compagnia. Fabry informa immediatamente Eileen, affermando che l'uccello sta andando nella gabbia. All'incontro Fabry le offre qualcosa da bere, ma lei sottolinea di essere lì solo per lavorare. Sanem vuole che Fabry esca dalla vita sua, da quella di Jeanne e dalla compagnia. Lei gli darà il suo profumo a certe condizioni, non vuole che Jeanne sappia della cosa. Lui le chiede perché ha tanta paura di Jeanne, lei dice che non è paura ma è amore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!